Buongiorno a tutti, buongiorno raga, buongiorno, benvenuti, siamo in diretta anche oggi, cominciamo pronti per raccontarvi un sacco di novità, curiosità, territorio, come sempre in una veste, come potete vedere, totalmente estiva in questo Tutti Amici Estate. Continuiamo a raccontarvi tante novità, ma soprattutto oggi parliamo di sport e come ogni giorno non sono mai solo, e diamo il benvenuto ai nostri ospiti di oggi che sono qua con noi. Eccoli qua, diamo il benvenuto a Federico Pomari, vice sindaco di Velo Veronese, grazie, benvenuto Federico, e a Remigio Virtele, Lessinia Legend Run, che ritorna in grande stile, questa unione è molto bella. Benvenuti. Grazie. Come state? Come va? Benissimo. Bene. Tutto bene, grazie. Ormai siete pronti, insomma, ritorna il 15 di settembre, dico bene, sì, ritorna questo evento importante che ormai insomma da anni è un'attesa, una preparazione un anno per l'altro, e ci fa davvero piacere oggi parlare ed essere in vostra compagnia. Comincerei da Remigio, in veste di organizzatore, raccontaci un po' quali sono un po' le novità di quest'anno, cosa c'è di nuovo e che cosa succederà il 15 di settembre a Velo Veronese. Beh, riproponiamo questa bella manifestazione, sì, questa corsa in montagna, un trail running sulla Lessinia, sulle piccole Dolomiti, sì. E quindi il 15 settembre ci saranno ancora le 5 gare che proponiamo su varie distanze. Proponiamo una 10 km un po' più easy, che ha anche una possibilità non competitiva, certo, e 500 metri di dislivello, e poi 20 km, 30 km, 45 e 65, wow, che è la Lux, è la gara regina appunto, con ben 4.800 metri di dislivello. però percorriamo sostanzialmente i più bei sentieri che ci sono nella parte appunto orientale della Lessinia, con partenza da Velo Veronese, che sì, è bellissimo location anche come a livello coreografico, certo, e per andare a toccare quelli che sono ben 6 comuni, sì, e 3 province, quindi stiamo sia sulla provincia di Verona, provincia di Vicenza, tocchiamo provincia di Vicenza, e anche Trento. wow. I comuni che tocchiamo sono Velo Veronese, sì, Selva di Progno, Bosco Chiesa Nuova, Rovere Veronese e Ala, appunto, e Crespadoro per quanto riguarda wow, la parte, cioè, quindi sì, ne abbiamo ce n'è veramente di strada da fare, ce n'è di strada. E appunto nelle gare più lunghe si arriva nella parte, come si dice, sky, quella proprio, certo, delle piccole Dolomiti sul Carega, E insomma ne abbiamo veramente a volontà per tutti, anche per ogni percorso. Però prima di entrare ancora di più nel vivo, oggi abbiamo anche qua con noi Federico Pomari, vice sindaco di Velo Veronese. Ciao Federico, benvenuto. Ciao, grazie mille. Grazie anche a te per essere qua con noi. E com'è quest'anno qua? Ora sappiamo che è sempre è un evento dove c'è veramente attesa, c'è voglia, c'è unione, c'è piacere anche di stare insieme, di fare sport, di fare anche del bene. Poi adesso arriviamo anche a capire tante cose. Federico, raccontaci un po' quest'anno com'è. Quest'anno vogliamo che sia un evento ancora migliore rispetto agli anni precedenti, sì, e diciamo che la gara tocca veramente tanti comuni, tanti territori, però ha come partenza e arrivo il comune di Velo Veronese, certo, e quindi l'amministrazione comunale ha da sempre dato un grande supporto, ci tiene molto a che questo evento venga valorizzato e che venga promosso nella maniera più corretta possibile. certo, E quindi sostanzialmente oggi sono qui per dare un supporto alla presentazione, anche perché è una gara che sono molto affezionato, perché faccio parte anche io dell'organizzazione da anni, wow, e quindi diciamo un po' una doppia veste la mia, quella di oggi. certo, Ed è un evento molto importante per il territorio, perché permette veramente di farlo conoscere anche a livello extraprovinciale, sì, anche a livello regionale, perché con più di 900 iscritti in media negli ultimi anni, wow, abbiamo veramente un bacino di utenza ampio che permette di far conoscere il comune di Velo, i territori limitrofi, e anche dare un certo tipo di indotto in quei giorni durante la gara e i giorni precedenti. certo. Stiamo anche vedendo oltretutto delle immagini, anche perché hai nominato una parola chiave, abbiamo un territorio unico, e questo vabbè lo diciamo noi, ma è realmente così, rendetevi conto, cioè, che cosa abbiamo, perché poi vederlo qui è unico, provarlo è oltre l'immaginabile. E parlavamo anche proprio di territorio, e parlavamo di numeri, cioè io ho capito bene, 900
circa poco più 900 persone, 900 iscritti alle ultime edizioni, quindi insomma numeri importanti. Sì, perché è una gara che sostanzialmente è diventata un po' il punto di riferimento sia per la provincia di Verona, ma sì, come si diceva anche per le province e regioni limitrofe. Vedevo giusto le iscrizioni, quest'anno abbiamo anche già gente che arriva dal Sudafrica, dall'Olanda. Wow. Non saranno tantissimi gli iscritti stranieri come magari altre zone un po' più Sì. blasonate, però stanno riscoprendo quella che appunto che è la bellezza e il fascino del nostro territorio. Come si vedeva dall'immagine, è bello sia col sole ma anche con la nebbia, perché veramente ha una Unico. sua particolarità ed è molto apprezzabile. Ecco, allora a tal proposito io entrerei ancora, so che ci sono tante altre insomma progetti, stavo dicendo novità, in realtà parliamo di progetti e qui andiamo a parlare di un argomento molto ancora un altro argomento importante, e ne abbiamo accennato poco fa, prima fuori onda, tra una chiacchiera e l'altra è arrivato il momento di parlarne. Cosa succederà quest'anno per la terza volta? Chiedo ad entrambi, ecco. Sì, presentiamo anche quest'anno, nell'ambito di quello che è proprio tutta la manifestazione, l'evento, che vuol dire anche emozione e partecipazione, un progetto di inclusione. Sì. E già la terza volta appunto che presenteremo la partecipazione di 15 persone affette da morbo di Parkinson, Sì. che faranno parte della nostra famiglia, della nostra gara evento, e le quali, accompagnate da altrettanti fisioterapisti, Certo. andranno a fare quello che è il percorso più corto, Sì. e in modalità non competitiva, ma Certo. abbiamo ben visto negli anni precedenti che questo è motivo veramente di commozione, emozione per tante persone, e anche per quelli che poi vengono a vedere e partecipano appunto a questo progetto. Beh, allora direi sicuramente tanti percorsi, tante i progetti, tanto lavoro, ecco, tanto lavoro che c'è in ballo, ma insomma, ecco, così, no, per curiosità, per chi è a casa, domanda questa, credo che sia veramente una domanda, dovrebbe essere una domanda difficile, spero di mettervi in difficoltà puramente. Quanto lavoro c'è dietro? Ecco, mi raccomando, spero ecco, quanto ce n'è? È quantificabile? Allora, credo che non sia quantificabile. L'organizzazione può veramente contare su un numero incredibile di volontari. Ecco. E questo è, diciamo, il fulcro di tutta l'organizzazione. Certo. Quindi credo che abbiamo più di 100 volontari sparsi su tutti i vari comuni, i vari territori, che sia i giorni precedenti della gara sia il giorno della gara danno il loro supporto sia organizzativo sia di checking nei vari incroci, eccetera. Certo. C'è anche tutta l'attività di balisatura, quindi tracciamento dei percorsi, che richiede veramente tempo, e anche la sistemazione di alcuni sentieri, che ovviamente l'erba cresce, certo, gli arbusti crescono, quindi vanno mantenuti durante il tempo dell'anno, e anche lì richiede veramente uno sforzo. Beh, insomma, direi che il lavoro è tanto, e questo è sicuro. Andiamo un po' in fase conclusiva. Lascio a voi l'ultima parola per un invito ufficiale agli amici a casa, ma prima, dove, in che modo iscriversi? Beh, ci si iscrive collegandosi al link, Sì? sul sito c'è direttamente il link che va alla segreteria, e quindi da lì ci si può iscrivere. Adesso fino a fine luglio ci sono le iscrizioni a quote agevolate, poi Fantastico. Si andrà con le altre. Perfetto, assolutamente perfetto. Non ci resta che un invito per gli amici a casa. Prego, tocca a voi. Allora, noi vi aspettiamo il 15 settembre a Velo Veronese per le Signal Legend Run. È una gara adatta a tutti, perché sui vari percorsi abbiamo veramente da 10 km fino a 68, quindi anche le persone che vogliono approcciarsi a questo mondo, o anche solamente fare un giro sul territorio della Lessigna, è un'occasione veramente unica per provare questo tipo di sport, che è veramente fantastico. Remigio, direi che abbiamo detto tutto, direi, giusto? Ci siamo, sì. Remigio c'è, sicuro. Federico c'è, oltretutto in doppia, tripla veste c'è. Esatto. Ci sono tutti, e parentesi, bellissimo questa unione di amministrazioni, di sport, di volontari, di
tutti i comuni insomma che si uniscono anche per questo importante progetto. Quindi bravi davvero, grazie mille. Vi aspettiamo Grazie. in Lessinia, a Certo, Velo Veronese. certo, grazie per essere stati con noi. Grazie mille a Federico Pomari, vice sindaco Velo Veronese, e Remigio Virtele, Lessinia Legend Run. Quindi grazie mille, grazie, alla prossima. Grazie, E ciao. allora mi raccomando, adesso avete tutte le informazioni, le scuse non esistono. Il 15 settembre 2024 vi vogliamo lì, che sia in veste sportiva, speriamo, ma anche in veste di passaggio, di unione, dello stare insieme. Anche per quello siete tutti benvenuti. Quindi ci ascoltiamo un brano musicale e andiamo avanti con questa giornata insieme. A tra poco.